Ritorna il mercato della Coldiretti, ritorna di sabato a Piazzale Ugo La Malfa. Questa mattina però ci sono varie lamentele. Avete trovato anche dei camion degli ortofrutta che hanno un malumore, un malessere nei vostri confronti. Perché? Ma guardi, noi siamo ritornati nell'interesse dei cittadini, non siamo contro nessuno, siamo per la tutela di quello che è la nostra rete degli agrimercati in Sicilia e in Italia. Ci sono 2000 agrimercati, 50 sono in Sicilia, riscontriamo solo queste problematiche ad Agrigento. Ognuno poi può fare le loro proteste, noi non condividiamo, ma chiaramente nemmeno possiamo impedire il legittimo esercizio sempre che sia nella legalità e nella trasparenza delle azioni. Riteniamo comunque che queste problematiche debba essere risolte. Noi siamo in un'area privata, ne abbiamo diritto a poter svolgere regolarmente con assoluta tranquillità il mercato nell'interesse di tutti i cittadini di Agrigento che hanno a cuore il mercato di Campagna Amica. C'è una petizione in corso, cosa chiedete? Ma noi chiediamo al Comune le motivazioni di questo spostamento, non solo di area, che potrebbe anche essere una situazione legittima, di dire magari Villa Bonfiglio anche per la situazione particolare che sta attraversando in questo momento, ma la restrizione alla domenica ci sembra un qualcosa di illegittimo in violazione della libera concorrenza. Se oltre ad Agrigento, che si deve fare pure di domenica, anche a San Leone si deve fare di domenica, allora a nostro avviso c'è qualcosa che esula da un giusto comportamento, da un giusto andamento dell'amministrazione che viola quelle che sono le regole della imparzialità. Che provvedimenti prenderete eventualmente? Ma noi chiederemo l'apertura di altri mercati, perché siamo determinati, procediamo in questo senso nell'interesse della gente e nell'interesse delle imprese.